Valeria, venite qui un attimino, te mi lascia da solo perché mi devo collegare con Miss Bida! Eccoci. Che nel call center, oggi ci siamo sentiti poco, Miss Bida. Oggi ci siamo sentiti niente, Goppai, non ho capito. Beh, perché sto con le ragazze e mi sto distraendo. Ti stiamo rubando la scena, Miss Vida. Non penso proprio, ragazzina, ne devi mangiare i panini del cardozzone. Allora, Miss Bida. Allora, Goppai, anche se tu ti sei dimenticato, io ho chiesto ai nostri telespettatori... Ai telespettatori? Se... Il nostro sondaggio. Ecco, il va sondaggio bene? del giorno, Il sì. sondaggio del giorno che era? Che era? Come giudichi il sesso in macchina? Vabbè, ma che sondaggio è, scusi? Vabbè, è un sondaggio Ho capito, ma attuale. la nostra è una trasmissione nazional popolare, diciamo, Allora, regional popolare. molti hanno risposto, chiedilo a quelle due caprette che sono sul palco. Ma no, ma dai. Ma voi ce le vedete che siete ragazze in macchina, ma dai. Mi scintina curva. Comunque, le percentuali più serie sono: 55% ha risposto è incriccante. Il 14% ha risposto bello, se poi non sei solo è meglio. Il 16% ha risposto bello, peccato per il freno a mano. Il 32% ha risposto caro. Caro Itta. Che è caro? Perché il sondaggio l'abbiamo fatto in Viale Elma. Ah, ecco, ho capito. ok. E tu come lo trovi, Miss Vita? Io, guarda, devo dire incriccante. Ma perché l'hai mai fatto in macchina? Sì, no, pago cosa? Ha impronte di freno a mano nella schiena. Grazie, Miss Vita! Ciao! Evviva la sincerità!